Beh, innanzitutto vorrei dire, perché vorrei riprendere il discorso di prima, sono stato accusato di non gestire i flussi migratori in Veneto. Quando si parla per nulla è giusto che io dica anche come stanno le cose. Innanzitutto fissati bene in testa che siamo la regione in Italia tra le prime 3 regioni con più immigrati. Quindi non venite... dei profughi, Zaia. Vorrei finire per favore. Io capisco che hai imparato la lezione, ma la verità, fammi profughi, finire. non immigrati. Posso concludere? Sì. Penso che i cittadini non siano idioti, abbiano anche diritto di sapere la mia opinione, non solo la tua che ormai conosciamo tutti a livello nazionale. Devi dire la verità agli italiani. Posso finire? Sentiamo, ascoltiamo. Posso finire? Allora, noi siamo, Paragone, tra le 3 regioni in Italia che hanno più immigrati. Questi immigrati non sono arrivati con dei voli di linea, ma sono arrivati anche questi da profughi, si sono integrati, hanno un progetto di vita in Veneto, contribuiscono alla formazione del 5% del nostro PIL, sono 514.000. Bene, il nostro modello di integrazione è citato come miglior modello a livello nazionale. Questo ti risulta? In questo momento di questi 514.000 immigrati, 42.000 sono senza lavoro. Allora noi pensiamo che prima venga il lavoro per questi veneti e poi per il resto del mondo. Noi a Venezia abbiamo raccolto questa storia che è legata al